Vogliamo aprire la Bibbia? Leggeremo questa mattina un salmo, il Salmo 108. Salmo 108 è un canto, è un salmo di Davide, del re Davide. Alleluia, vi ringrazio per esservi alzati in piedi per onorare la parola di Dio. A Dio sia la lode e la gloria. Il mio cuore è ben disposto, o Dio. Io canterò e salmeggerò con tutta la mia forza. Destatevi, salterio, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba. Io ti celebrerò fra i popoli, o Eterno, e a te salmeggerò fra le nazioni, perché la tua bontà giunge fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli, risplenda su tutta la terra la tua gloria, affinché i tuoi diletti siano liberati. Salvaci con la tua destra e rispondici. Dio ha parlato nella sua santità. Io trionferò, spartirò Sichem e misurerò la valle di Succot. Mio è Galad e mio è Manasse. Efraim è la forte difesa del mio capo e Giuda è il mio scettro. Moab è il bacino dove mi lavo. Sopra Edom getterò il mio sandalo. Sulla Filistia manderò grida di trionfo. Chi mi guiderà alla città forte? Chi mi condurrà fino a Edom? Non sei forse tu, o Dio, che ci hai respinti e non esci più, o Dio, con i nostri eserciti? Aiutaci a uscire dalle difficoltà, poiché vano è il soccorso dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze ed egli schiaccerà i nostri nemici. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. Gloria a Dio. Sapete, nella parola di Dio si trovano un po' tutti i generi letterari. Abbiamo dei libri storici, dei libri profetici, dei libri poetici. A chi piace leggere, nella Bibbia trovi tutti i generi. E il libro dei Salmi è uno dei libri che fa parte di quello che viene considerato come un libro poetico, insieme ai proverbi, saggistica. Gloria a Dio. Posso solo dire la parola di Dio è meravigliosa. Arricchisce sempre chi la legge con un cuore ben disposto. E Davide compone questo salmo che ha una particolarità. Alcuni versi sono proprio uguali al Salmo 57 e al Salmo 60, ma è una richiesta di aiuto al Signore, dicendo: aiutaci a uscire dalle difficoltà, poiché vano è il soccorso dell'uomo. Davide si rivolge a Dio perché sta attraversando un periodo di sconfitte militari e in questo salmo ne dà traccia quando dice: chi mi guiderà alla città forte? Chi mi condurrà fino a Edom? Non sei forse tu, o Dio, che ci hai respinti e non esci più, o Dio, con i nostri eserciti? A un certo punto Davide si accorge che il suo esercito non vinceva come sempre e si pone una domanda, la pone questa domanda davanti a Dio con un cuore aperto: tu ci hai respinti. Riconosce
che Dio ha respinto momentaneamente il suo popolo. Eppure ricorda ciò che profeticamente Dio, per la sua parola, ha rivelato a Davide: mio è Efraim, mio è Galad, Giuda è lo scettro, il mio scettro. E la Filistia? Io trionferò sulla Filistia, i filistei, i nemici storici. Perché a volte si attraversano dei momenti di sconfitta? La risposta si trova quando esaminiamo noi stessi davanti a Dio. Siete d'accordo? Non sempre il Signore ci risponde, ma non manca mai di rispondere quando, come Davide, alla sua presenza abbiamo un cuore ben disposto. E Davide in questo momento si stava rivolgendo a Dio dicendo: il mio cuore è ben disposto, Dio. Non sempre i cuori sono ben disposti. E purtroppo, quando alziamo gli occhi al cielo, vediamo che il cielo è chiuso. Eppure desideriamo, vogliamo che il cielo si apra. È vero? Ma quanto desideriamo questo? Al punto da mettere prima di tutto il nostro Dio davanti a ogni cosa? Oppure la salvezza, il culto a Dio, la fedeltà dovuta a Dio, la lode dovuta a Dio, viene sempre dopo. A volte succede questo nella vita dei credenti. Cerchiamo a tutti i costi di rassicurare il nostro cuore, tanto il Signore comprende. È vero? Che è una verità, il Signore comprende. Ma fratelli e sorelle, non possiamo prendere in giro il Signore. Siete d'accordo? Prendiamo in giro noi stessi. Dio sa ogni cosa, Dio vede, Dio scruta i cuori, sa i pensieri, conosce ogni cosa. E vi dico un'altra cosa: se siete d'accordo rispondete a me. Dio vuole essere amato. Amen. Amen. Davide, con un cuore sincero, era davanti a Dio. Il mio cuore è ben disposto a Dio, a tal punto che io canterò e salmeggerò con tutta la mia forza. Amen. Quando si ha un cuore ben disposto davanti a Dio, si desidera cantare per Lui, salmeggiare, elevare a Dio delle profonde parole che nascono dal cuore. Amen. Addirittura dice: destatevi, salterio, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba, voglio anticipare il giorno, che voglio iniziare già lodando il Signore. Amen. E questi sono i credenti che dobbiamo essere. Desiderio di celebrare il nome del Signore, di innalzare il Signore, cercare le opportunità di glorificare Dio anche nelle difficoltà. Io ti celebrerò fra i popoli, o Eterno, e a te salmeggerò fra le nazioni, perché la tua bontà giunge fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nuvole. Possiamo dire Amen. Amen. Riconosciamo come Davide che la bontà di Dio giunge fino ai cieli, per come umanamente ci è possibile stabilire una grandezza, no? Ma possiamo sicuramente affermare che è molto più grande dei cieli che vediamo. Alleluia. E la fedeltà di Dio è grande. È così grande che Dio è fedele anche quando noi non lo siamo. Lui rimane fedele, perché il suo amore è immutabile. Ma non per questo il Signore non ci insegna. A volte ci insegna col suo silenzio.
ci parla nel silenzio. Amen? Il silenzio di Dio ci porta a esaminare noi stessi davanti a Lui. O no? Con me sì, poi non lo so, con me lo fa il Signore. Perché so che il Signore parla, anzi, il Signore ama parlare con noi. E quando per un attimo, per un momento, perché ci sono questi momenti, a volte non mi sembra di sentire proprio la presenza di Dio, io corro subito ai ripari. Oh, che sta succedendo? Io non posso stare senza sentire la presenza di Dio. Esamino me stesso. E dico, Signore, abbi pietà di me. Cosa sta succedendo dentro di me? E invece molti credenti sono così superficiali che trascurano questo campanello d'allarme e vanno avanti trascurando giorno dopo giorno questo campanello d'allarme. I credenti non possono stare senza la presenza di Dio. Dice un cantico, non un sol giorno, un'ora, voglio stare lontano da te. La tua presenza brama quest'alma, oh anima mia, l'anima mia brama la presenza di Dio. Amen. Alleluia. Chiede aiuto a Davide. Salvaci con la tua destra e rispondici. A volte la risposta che tu cerchi da parte di Dio diventa proprio impellente, così, come dire, non posso, Signore, restare più in questa situazione, rispondimi. Alleluia. E invece molti credenti trascurano servire Dio, stare alla sua presenza. Quante occasioni perdute. È vero? Quante occasioni perdiamo per godere della presenza di Dio. Però quando abbiamo bisogno, in modo particolare, ci ricordiamo che c'è un Dio. Signore, perché? Perché? Esamina te stesso e troverai la risposta. Perché? Ora non voglio dire che chi serve il Signore è immune dalle difficoltà, ma sicuramente quando va in battaglia vince. Questo voglio dire. Le battaglie ci sono, però noi siamo vincitori nelle battaglie, o no? Se siamo sconfitti, come questo periodo che stava attraversando Israele, è per un motivo. E Davide riconosce questo. Signore, tu ci hai respinti, chi mi guiderà alla vittoria? Non sei tu che ci hai respinti. Davide era riconosciuto come un grande combattente e un grande vittorioso nelle battaglie. A tal punto che, facendo il confronto tra Davide e Saulo, il popolo diceva, è nata un canto popolare. Saulo ha ucciso i suoi 1000, i suoi 10.000. Perché quando Davide combatteva nel nome del Signore. E mentre combatteva, salmeggiava, lodava il Signore e combatteva i nemici del popolo di Israele. Amen. Poi aveva Davide una particolarità. Sapeva suonare uno strumento a corde, l'arpa. E c'era Saulo che era tormentato da spiriti maligni e sentiva il bisogno di sentir suonare Davide, perché quando suonava Davide lui trovava pace e chiamava Davide, suonami l'arpa, e Davide suonava e salmeggiava al Signore. Alleluia. Sapete, molti come Saulo
A volte vogliamo acquietare l'anima nostra andando in chiesa sporadicamente. Ho bisogno, ci ricordiamo, poi troviamo pace, ci rasseneriamo e torniamo ad essere le persone di prima, credenti stabili. Se dovessimo essere rappresentati con un grafico, sapete quei diagrammi, no? Così. Alleluia, Signore, abbi pietà di noi. Ma la cosa più grave, sapete qual è? Che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. La cosa più grave è che ascolti la parola, la comprendi e non la metti in pratica. Questo è grave. Arriverà il momento che Dio non ti parlerà più. E quando il Signore non parla, ci sono problemi. Perché abbiamo sempre bisogno della parola di Dio. Di ascoltare la parola di Dio che acquieta il nostro cuore, ravviva il nostro spirito, ci porta più vicini al Signore. Amen. Ci fa realizzare che dobbiamo cambiare, che dobbiamo nascere di nuovo. Purtroppo le chiese sono piene di quelli che si definiscono credenti, ma non sono nati di nuovo. A me dispiace dirlo, non è un giudizio, perché è così. Nati di nuovo vuol dire nascere di nuovo, cambiare, essere altre persone, diverse, completamente diverse. Significa assomigliare a Gesù. Vuol dire che i pensieri, i sentimenti del cuore devono cambiare. Amen. Però molti purtroppo si fanno il bagno. Ho fatto il patto con Dio e vivono un cristianesimo secondo loro, non secondo la parola di Dio. Noi vogliamo onorare la parola di Dio. Amen. Questo sapete cosa vuol dire? Essere sempre in pochi. Amen. Quando predichi la parola di Dio non sei mai popolare, perché la parola di Dio è dura. Signore, è troppo duro questo tuo parlare. Una volta l'hanno detto pure a Gesù. Che volete che vi dica? Che vi amo? Vi amo. Che morirò per voi? Morirò per voi, ma voi neanche lo capite. Vogliamo ascoltare cosa? Che il Signore ci perdona? Amen. Dio ci ama? Amen. Ma c'è anche una condotta e un modo di vivere come credente. Perché altrimenti quando ti troverai nelle battaglie sarai solo. E Davide portava a casa sconfitte. Finché non prende posizione, si rivolge a Dio, il mio cuore è ben disposto, Dio. Io loderò il tuo nome, salmeggerò a te, Signore. Proclamerò il tuo nome con tutta la mia forza. E questa è la decisione che dobbiamo prendere. Amen. Io ti loderò, Signore, con tutto il mio cuore. Farò di te tutta la mia gioia. Amen. Parole di Davide, un altro salmo. Ti loderò, Signore, con tutto il mio cuore. Ma può un credente stare in silenzio davanti alla presenza di Dio? Io no, io non ci credo. Ma sai perché non ci credo? Perché anch'io sono timido. Raccontavo anche mercoledì, mi ricordo il mio pastore diceva prega. Prima che io iniziavo a pregare mi aumentava l'altimia del cuore, diventavo rosso, sudavo. Capisco cosa vuol dire essere timidi. Poi il Signore mi aveva battezzato nello Spirito Santo. E Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza. Il Signore mi stava trasformando, in quel momento io non riuscivo a stare zitto. Poi sollecitato dal mio pastore mi ha incoraggiato a pregare. Ho pregato e gloria a Dio, una parola ne seguiva un'altra parola, ho fatto la mia preghiera
E allora tutto è possibile. Si può anche pregare. Si può lodare il Signore. Alleluia. Amen. Alleluia. Chi mi condurrà alla vittoria? Chi mi guiderà alla città forte? Chi mi condurrà fino a Edom? Non sei forse tu, oh Dio, che ci hai respinti e non esci più, oh Dio, con i nostri eserciti? Aiutaci a uscire dalle difficoltà, perché vano il soccorso dell'uomo. Davide non stava chiedendo aiuto all'uomo, non cercava alleanze con i regni vicini per sconfiggere i Filistei, no. Sapeva che l'unico di cui aveva bisogno era Dio. Amen. Vano è il soccorso dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze ed Egli schiaccerà i nostri nemici. Amen. Alleluia. Ora chiedo, la tua vita è piena di problemi? Stai combattendo con il favore di Dio? Ti senti dentro di te sicuro, sicura che Dio è per te? Se hai anche un minimo dubbio, corri ai ripari. Non fare finta di niente. Ma ora, mentre sei alla sua presenza, apri il tuo cuore. Esamina te stesso, non esaminare gli altri. Guarda la sorella, però, poi il fratello non parla per quella. Ho predicato che settimana fa su Gesù che ritorna a Nazareth, no? E i suoi non l'hanno riconosciuto. Entra nella sinagoga a predicare, mentre predicava, ma questo, ma chi è? Non è figlio del falegname, è sua mamma, non è Maria, quella che abita, e i suoi fratelli, non so, ma dove gli viene questa? Ma c'era Gesù che stava predicando. In quel momento avevano la parola vivente di Dio. Eppure critiche, pensieri. Risultato? Che a Nazareth non ha potuto fare tutte le opere potenti che voleva fare. Però, salvo che, è scritto nella parola, qualche guarigione che ha voluto fare imponendo le mani, perché Dio non ci lascia mai senza niente. Nonostante non lo meritiamo, sempre una briciola ci cade dal cielo. Però rispetto a quello che poteva fare, non ha potuto farlo e si meravigliava per la loro incredulità. Ma immaginiamo Gesù che esce dalla sinagoga, conoscendo i pensieri di tutti. Ma come sono increduli? Mamma mia. Ma ancora non credono. Ma di cosa hanno bisogno per credere? Ancora non crediamo. Di cosa abbiamo bisogno per credere? Ma abbiamo sperimentato il Signore nella nostra vita? O siamo stati trascinati ad accettare l'Evangelo? O perché qualcuno ci ha spinto? Battezzati, battezzati e battezzati. Anche se non ti battezzi ora e ti battezzi tra un anno non cambierà nulla, perché il battesimo non salva. Chi salva è Gesù. Amen. Accetta prima il Signore, dimostra un comportamento da credente, da uno che veramente in cuore ha Gesù, e quando chiederà il battesimo, amen. Gloria a Dio. Purtroppo la porta della Chiesa si è allargata. Ed entra di chiunque, quanto inquinamento. Il Signore non ha mai guardato i numeri.
Quando 2 o 3 sono radunati nel mio nome, lì c'è la mia presenza. L'importante è predicare la parola di Dio. Dio non ci premia in base ai convertiti, in base a quanti ne hai portati in chiesa. No. Dio ti premia perché Egli è fedele e ti ama. Se tu lo accetti, già il premio della salvezza ce l'hai. Poi i frutti che porterai saranno quelli che sono legati all'esperienza che tu hai fatto. Amen? Non puoi portare pere se sei un albero di mele. Il frutto del credente, quello è frutto dello Spirito. È vero? Amore, bontà, longanimità, pazienza, quelli sono i frutti. C'è una vita trasformata di bontà, di benignità, di longanimità, di tolleranza, di compassione. Amen. Alleluia. I frutti che Dio vuole sono questi. Noi vogliamo dire questa mattina: aiutaci a uscire dalle nostre difficoltà. Le difficoltà non solo esterne, ma le difficoltà che sono dentro di noi e ci impediscono di arrenderci completamente a te, Signore. Amen. Poi sicuramente abbiamo le nostre difficoltà quotidiane, esterne, la nostra vita è travagliata, però Gesù ci dice: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, oppressi, e io vi darò riposo. Vogliamo realizzare questa promessa del Signore. Sei travagliato, afflitto, guarda, non sei l'unica. Però vai a Gesù, sperimenta cosa vuol dire venite a me. Amen. E sarai vittorioso. Perché Dio non può rinnegare la sua parola. La sua parola è veritiera, Lui è verità. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo credere che insieme a Dio noi possiamo fare cose grandi. Le prodezze, prodigi, noi possiamo fare insieme a Dio, sono meravigliose. Da soli possiamo fare per la gloria di Dio, con il suo aiuto, cose meravigliose. Non importa il numero, anche se siamo soli, ma se Dio è con noi, a Pieve di Cadore stanno evangelizzando Regis e sua moglie. Così li conoscete. Io ho registrato un breve messaggio, un file audio, lo trasmettono, lo diffondono con l'altoparlante e poi diffondono volantini. Gloria a Dio. Ma come? Così pochi, 2 persone, che brutta figura. Io vado nel nome del Signore. Amen. Davide era un fanciullo, però nel nome dell'Iddio degli eserciti tu offendi il popolo di Dio, l'esercito di Dio, ma io vengo a te nel nome dell'Iddio degli eserciti. Un fanciullino, perché non è per forza né per esercito, ma è per lo spirito mio, dice il Signore. Amen. Quindi tu puoi ottenere vittoria, risposte nelle tue preghiere, se il tuo cuore è ben disposto, se esamini te stesso e riconosci di avere bisogno della misericordia di Dio. Amen? Alleluia. E allora il Signore ti darà vittoria su vittoria. Le difficoltà non ti faranno più paura, ma le apprezzerai come opportunità per vedere la gloria di Dio, la fedeltà di Dio. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi?